per noi è stata come avere una visione divina, è come aver visto la Madonna, è qualcosa che tu non puoi raccontare, non puoi descrivere, solo chi ci ha giocato, cioè non è una coincidenza se io parlo, faccio una diretta, parlo con Francesco Totti e lui lo considera il più forte giocatore di tutti i tempi, parlo con Fabio Cannavaro uguale, lui da ragazzo l'ha visto, lui ci ha giocato. Io ricordo ancora che quando, quando l'ho incontrato sono stato lì con lui mi ha abbracciato e mi ha detto è un grande onore. Lui a me mi ha detto è un grande onore. E io ho detto ma che stai scherzando? Cioè, secondo me lui, non lo so, io forse credo che lui non si sia neanche ancora, fino all'ultimo, non si sia reso conto di cosa è stato lui per il calcio. Lui non credo abbia avuto consapevolezza di cosa abbia rappresentato lui, non immagino per gli argentini, ma sicuramente anche per noi napoletani, per il calcio in generale. È stato più di un semplice calciatore, non so quanti possano dire di essere stati. E ricordo infatti una citazione che diceva ci sono dei giocatori normali, ci sono dei campioni, ci sono dei fuoriclasse e poi c'è Maradona. Questo per far capire quanto Maradona fosse altro. Non era un semplice calciatore, era uno che ti portava con la sua genialità a rendere di più, ti stimolava, ti stimolava gli altri calciatori a rendere di più, era qualcosa di altro. Non lo so, ragazzi, adesso io non sono a Napoli, so già cosa riserverà Napoli a Diego. Non possiamo neanche organizzare qualcosa che renda giustizia, che renda onore, se non farlo attraverso i social, attraverso il ricordo che abbiamo noi di Diego. E io vi ringrazio che siete ancora qui collegati, perché è un po' come se ci stessimo abbracciando virtualmente un po' tutti noi tifosi. Un abbraccio virtuale di chi non ci voleva credere. Io vi dicevo, facevo questa intervista con una bravissima Valentina Ariete e molti hanno commentato, avevano dato la notizia, ma io non ci volevo credere. Ma non lo so. Invito a tutti magari i tifosi, cioè gli amanti del calcio, i tifosi ehm,
i tifosi del Napoli a condividere un loro pensiero, una loro idea su, su cosa è stato per loro Diego, sui ricordi che hanno di Maradona, e voglio che un giorno i, i più piccoli, ecco, i più piccoli quando entreranno o andranno a seguire le partite del Napoli allo stadio, entreranno nello stadio Diego Armando Maradona di Napoli e diranno: ma papà, chi era Diego Armando Maradona? E la risposta sarà il più grande giocatore di tutti i tempi. E vabbè, ehm, vi ringrazio, mi dispiace per essere stato abbastanza così, non lo so, purtroppo per sentirmi più vicino avevo bisogno di, ecco, un abbraccio virtuale di tutti quelli che come me in questo momento stanno soffrendo. Tra l'altro, vedi, leggo i messaggi di tanti. Gary Lineker che dice: di gran lunga il più grande giocatore di tutti i tempi. Pelé che dice: ho perso un amico, una leggenda. Pensate, io da grande appassionato di calcio, amante di Diego, adesso non so, 5-6 maglie di Diego, ho maglie di Pelé, di Van Basten, di Gullit, ma ho 6-7 maglie solo di Maradona perché non ce n'era per nessuno. Va bene. Grazie ragazzi e scusatemi ancora non lo so. Comunque grazie a tutti quelli che sono stati con me